Buonasera a tutti. Buonasera a tutti cari amici, benvenuti anche questa sera alla Rai Splash Sibili Interattive con, abbiamo una spesa d'eccezione, addirittura il legale. Addirittura una Sì, novità sì, 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 assoluta. sì. Abbiamo dimenticato il tuo libro da farvi vedere. Ah, Beh, ma sì, comunque l'ho detto tutti i giorni. l'avranno, gli esce Allora, dalle orecchie. mi raccomando, adesso fatta la domanda, nome, codice fiscale, DNA, Targa. targa, genealogia, insomma, quelle cose Esatto. lì, no? A parte scherzi, almeno la data di nascita e il nome. Poi cancellate pure le domande, che non si sa mai, perché ci teniamo, no, la vita. Eh sì. Casomai, non si sa mai. Bene, vediamo un po' i nostri amici che vedo che sono già belli, come si suol dire, Sono già agguerriti. pronti. Sì. Vuoi raccontare qualcosa ai nostri amici? Tipo che abbiamo il miglior sito di internet per radionica Sì. radiestesia? Il nostro sito è sicuramente il primo riguardo proprio sulla radionica in Italia. Sono anni ormai che vengono distribuiti in modo totalmente gratuito i circuiti radionici sul sito ilcapitano.altervista.org. Dunque, se ancora non conoscete il sito, andate a visitarlo e soprattutto approfittate della possibilità di scaricare le dispense di radionica gratuite. Troverete anche altre sezioni dove abbiamo comunque nel tempo messo anche altre dispense di magia, ermetismo, cabala, dunque se siete interessati a questi argomenti non mancate l'opportunità appunto di attingere in modo gratuito. C'è anche la sezione shop Sì, sì, dove guarda un po', solo eh sì, 150 euro da 150. ovviamente anche No. io che sto cercando con una collana piuttosto lunga, anche io possiedo questo ciondolo nella sua prima versione. In seguito, Vintage, invece in questo. seguito abbiamo usato un ottone non nichelato, dunque anche per quelli che fossero Esatto. allergici o sensibili al Mm. nickel, quella versione che ha Mm. soppiantato quella vecchia. Ma E lo sai che abbiamo sicuramente aperto anche, cioè stiamo rilanciando un gruppo su Facebook? lo sapevo? Lo No, sapevo? chiedevo. C'è un ritorno di Allora, sì, il mm, gruppo Facebook, anzi sono due i gruppi. mm, Uno era più radionica, orientato. radiestesia, etologia del metismo, vedi qua sotto. Esatto, uno è più orientato appunto a queste discipline, queste materie legate appunto alla radionica, alla radiestesia, come il sito del resto, ma anche alla tarologia e all'ermetismo in generale. Dunque, sono sicuramente gruppi, per quelli che amano l'esoterismo di interesse sicuramente e il gruppo I Casti Sacerdotali, che è un gruppo che invece si occupa maggiormente di Cabala Mm, e di spiritualità come filosofia, ecco, legata mm, all'antica conoscenza cabalistica. È chiaro che condividiamo comunque sia qui che là, però esatto. nasce originariamente con questa no, distinzione. Bene, Ce l'ho fatta. vedo che è arrivata tantissima gente perché sa che noi stiamo solo mezz'ora più che Mezz'oretta, loro dunque raccontando. cominciamo a salutare gli amici che sono collegati, Stella Stella Azzurra, Azzurra, Laura, Laura, Roberta, Roberta, Pierluca, Pierluca. che c'è sempre Pierluca, Sì, ormai sì, fa parte del è quasi magazzino. della famiglia, Sì, vero? sì. Elena, Elena, e poi non so se ci sono altre domande o altre persone che salutano, non importa. Intanto benvenuti, ben ritrovati. Che ne mm, dici? ma Cominciamo a dai, allora rispondere? io faccio il Sibille e tu cosa fai? Allora, questa sera vi rispondo con l'oracolo Bellin. Dunque, è un oracolo che sembra brutto, ma si basa sui significati e gli influssi che i dominatori planetari esercitano sulle nostre vite. Dunque, in base alle carte che insomma verranno fuori, gli oracoli che si presenteranno alla stesa, avremo una risposta a sostegno della risposta che vi dà il Marietto con le sibille. Ok, e poi vi ricordo che alle 18:30 c'è il grandissimo Marietto di peso per le Sibille interattive gratuite sul canale YouTube.
iscritti, perché chiaramente questo video lo vedranno 10-15 persone, ma a parte scherzi, ma lo vedranno tantissime persone e quindi quelli, a parte i nostri amici che hanno scritto le domande, magari se sei nuovo iscriviti, fatti un regalo. Iscriviti al canale YouTube del Di Marietto Gaga. Veneziano e appunto se ti avanza Bene, un po' di spazio adesso penso che possiamo partire perché sennò non facciamo più una. in tempo. Allora, Va bene. la Stella dice, Ilde e mi ha detto, posso chiedervi se è Giuseppe del 78 e Stefi, che sarà Stefania, Sì, certo, 25 aprile 88. dell'88 Aspetta un minuto che mi concentro, in futuro saranno sempre insieme o o no? no? È una domanda importante questa, perché abbiamo una grandissima responsabilità. Diciamo che rispondere a un sempre insieme non è facile perché le sibille possono guardare Mm. per un certo tempo, ma vediamo, Ci magari per tentiamo. un po' saranno insieme, poi no, poi oppure sì, Ci tentiamo, proviamo a rispondere noi ci tentiamo in liberamente. base a quello che vediamo in onestà. Tanto la stesa la vedete, insomma. Tanto mischiamo, eh. Bene, Sì, allora mescolo anche io per facciamo una scheda Stefi. completa, no? Per la Come Stefi? vuoi tu, No, sì. Stefi e Giuseppe. Ho una scheda completa, per la Stefi ci lasciamo andare, eh. Tu fai la stesa completa, io darò 7 carte. Allora, vedo già, cosa pensi? Vedo già che questo Giuseppe, Mhm. non Sì. lo vedi? Allora, sembrerebbe, intanto la giovane fanciulla rispetto a lui, chiaramente lei. E sembra più lei a volere questa stabilità. Sì, lo vedo. Vediamo Lo vedo anch'io, però anche lui vede che c'è qualcosa di eccezionale. Vediamo, Può anche là, là. vederla come una donna concreta. Vedo là. Vediamo un po'. Allora, beh, dai, su, poteva andare peggio. Allora, nel passato, Stefi, vedo che c'è un pochettino di maretta, un pochettino di gelosia, qualcosina fatto di nascosto. Insomma, il passato diciamo che è molto pesante, eh. Diciamo, non dico scabroso, non voglio dire allucinante, però le sibille qui ammalato, disgrazia, gelosia. Insomma, Stefi, nel passato c'è qualcosa proprio che marciava male. Però nella linea presente vedo già dei miglioramenti, vedo già dei miglioramenti importanti perché ti vedo speranzosa. Poi vedo entrare in scena un'amica. La vedi anche tu, Ilde, un'amica che consiglia? Sì. E poi vedo un blocco. Attualmente c'è un blocco, lui potrebbe sembrare un gran signore, eh? Sembra lui quello bloccato, presente. Sì, sembra proprio Ma lui. allora, nella linea del passato mi sembra che la relazione o l'incontro fra voi nasca su presupposti nascosti, tormentati, probabilmente è Sì. nata come relazione, diciamo, Clandestina, clandestina, illegale, illecita. Sì, illecita, dici? diciamo, No, non sta sempre, dicendo, no, per no, carità, poi ognuno, sai, non è che certo. non è un giudizio, però è chiaro che non è nata alla luce del sole e sicuramente non senza grossi problemi. Grosso, guarda qui, Discussioni, gelosie, tormenti. un po' di disgrazia da mettere tutto a posto, Esatto. però vedo che nel presente si sta smussando qualcosa di positivo. Probabilmente si è allontanata una figura, in ogni caso ci sono ancora dei tormenti, sembra lui quello più bloccato qui. Sì, perché poi io vedo una donna sposata, vedo una donna, una moglie, e poi vedo, qui c'è qualcosa che non va. Guarda, guarda, Hilde. Mm, mm, mm. Mm. Allora, sembrerebbe che nel prossimo futuro la 3-6 donna mesi. ufficiale o comunque potrebbe essere la sua ex moglie, no? Intenderà chiudere definitivamente o comunque darà una comunicazione scritta o insomma Sì. qualcosa di più Sì, potrebbe essere questo il via libera. sì, sembra un'entrata a gamba tesa, sembra insomma, diciamo che è un crescendo sentimentale forte, perché poi io vedo due bellissime carte e c'è qualcosa che ancora li vedi, gente che parla, gente che sussurra alle spalle, e poi vedi
con la Stefi io vedo, vedo che schiocca veramente il sentimento, l'amore carnale, direi. E poi vedi lei vincente. Mhm. Qui ci vediamo vincente. E poi il gran finalone, L'esito. l'esito, no? Allora, la carta della fortuna pochi ce l'hanno, nel senso che la fortuna te la sei guadagnata e mi è sceso dal cielo che ti hai guardato. Poi vedi il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, in questo caso qui la fortuna dice che Sì, si presenterà una fortunatissima occasione e esatto, circostanza per guardare al futuro. esatto. Però non è che con questo possiamo dire che, cioè dalla stesa non siamo in grado di dire che sarà né No, sempre e né così solido. no, no, beh, solido, Stefi, Mm. insomma, la stesa è un pochettino impegnativa, perché vediamo che per 3 mesi, dai 3 ai 6 mesi ci sarà un grande lavoro, un lavoro di ricamo per tenersi stretto quest'uomo, perché poi entrerà questa donna Secondo sposata, me, sai che questo può voler dire anche eh sì, dei lavori esoterici per legarlo. già, devi stare Non pensare attento. che la donna Mm, del passato che ancora mm, mm, esercita un influsso su di lui per via esatto. forse di figli, non lo so, non lo lascerà andare tanto facilmente. No? E poi vedi, si unisce magari a qualcuno, però diciamo l'esito per te L'esito comunque è parla estremamente di una positivo. situazione che poi volge a tuo vantaggio, in tuo Sì, favore, sì. ma non costruttivo come vorresti tu. Quel sempre non me la sento di mettere. No, beh, diciamo che da come siamo partiti Certo. a come arriveremo fra un anno, sicuramente inizialmente migliore Mm, mm, mm. situazione. Eh. Allora, vediamo 7 carte Sì. dell'oracolo Bellin per inquadrare. Allora, al taglio abbiamo comunque una passione anche fisica, carnale, dunque c'è il nascere di questo momento di piacere, ma anche di intesa. Dunque, probabilmente in questo momento ci sono delle circostanze molto più favorevoli rispetto al passato. Allora, effettivamente le carte più problematiche sono legate al passato, ok? Dunque Mm, meschinità, momenti di difficoltà, che sono anche mm, quelli che abbiamo visto nella sì, prima certo, linea insomma, del era una passato. linea un po' da Si guerra. vedono tutte le lotte, le difficoltà che avete dovuto affrontare, ma anche il tanto sforzo per tenere vivo questo sodalizio e per continuare, nonostante forse anche il rischio di un allontanamento. In questo momento, comunque, sembra ritrovata l'armonia, sembra che sia ritornata una certa serenità e anche opportunità veramente positive. Comunque c'è l'influsso di Sì. Giove al presente e anche per il futuro sembrano sostenervi gli astri. Un solo avviso però dove effettivamente c'è qualcosa che va crescendo, però c'è anche incostanza. Dunque, anche qui, nonostante la realizzazione, gli onori, il successo di questa impresa, comunque un carattere di incostanza per un periodo lo avrà. Dunque, alti e bassi in alcune circostanze, ma Una montagna comunque, russa, comunque diciamo. positivo, nel suo insieme positivo. Andiamo avanti. Passiamo alla seconda domanda Andiamo che è di avanti. Laura. Volevo sapere quando mi sistemo lavorativamente. So che ci riuscirò anche nel pubblico, ma quando sono Traduco io, distrutta, traduco io. vuole sapere quando riuscirà a sistemarsi lavorativamente. Questa è la domanda. No, no, sì, Eh infatti sì. io leggo quella che viene sotto. No, 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 sopra. Buonasera, volevo sapere quando mi sistema. Lavorativamente. So che ci riuscirò anche nel pubblico, ma quando? E poi ovviamente non ha messo punteggiatura, ma qua sono distrutta Non psicologicamente, è preoccupatevi, un'aggiunta. è una maestrina, quindi No, ma nel mi senso per riprendete sempre. aiutare te a capire come era distribuita la frase, perché io so Guardate che Laura io cosa voleva sono sapere. stato di egittologia, però lì ho qualche difficoltà. Alcune ipotesi. Quindi, Allora, dai, vediamo andiamo. un po' dunque di capire quando. Riusciamo a vedere quando dalla stesa, diciamo che se compare presto. Allora, vediamo, se compare presto facciamo 7 carte, perché qui
O vuoi fare una stesa completa? Vediamo una stesa. Una stesa completa, volevo Facciamolo dire. per tutti, tu la completa, io Sì, il ma perché era quando tu verrai andiamo avanti. avanti. Se ti aspetti un lavoro stasera, eh? Eh sì. Allora, vediamo per Laura, se sarà vicino o lontano. Beh, stabilità, beh, io direi che la Laura è molto lanciata, sicura e ha stabilità questa donna, è una donna molto probabilmente con grandi qualità. Passato. Allora, guarda lì che bel contrattino. Mm. Beh, Sì, sì. allora, nel passato non dipendeva da te, no, diciamo. E c'è stato un po' di strategia, forse l'ha aiutata anche qualcuno che effettivamente gli voleva bene, no, questa signora, perché vedi anche in modo molto pomposo per questo contratto, e si vede proprio un contratto, eh. Molto probabilmente quest'uomo qui ci ha dato una bella spinta strategicamente. Nel presente, però, vedo lei molto che sospira, no? Però c'è qualcosa da mettere a posto, perché secondo me sono state dette delle cose che non sono vere queste cose qui bisogna guarirle e ti vedo che la possibilità c'è, però vedi sfuggire, anche perché questo forse non è forse questo signore che l'ha aiutato che ha qualche pentimento, O magari è impossibilitato è da suo impossibilitato, malgrado. esatto, però in futuro incomincia tramite forse la legge, forse Probabilmente qualcosa di qualche pubblico. appiglio pubblico, e vediamo che c'è qualche bella Opportunità. altro che, Contemporaneamente esatto, arriveranno si poi per apriranno molte strade, però diciamo fra 3 o 6 mesi. È chiaro che da come si vede nella stesa, Laura nel presente e dunque in questo È tempo bloccato, eh? immediato ci sono delle difficoltà Sì. e delle attese che sembrano prolungarsi. Mm. Dunque, purtroppo devi riuscire a elaborare meglio questo momento perché il rischio anche di un abbattimento Sì. psicologico può essere importante, Sì, però però diciamo che nei prossimi 3 o 6 mesi si ma sblocca, anche prima, anche secondo prima, me. certo. Diciamo che noi, siccome le stese delle Sibille difficilmente parlano per tempistiche, quanto piuttosto per eventi, Sì. c'è da dire che qualcosa a livello proprio legale e dunque in base a eventuali percorsi burocratici, amministrativi, Saranno vincenti, eh? esatto, dico, se lei ha intrapreso, cosa che io so, lei ha fatto dei concorsi, attende delle chiamate, vedo che Sono effettivamente vincenti. arrivano, nel prossimo periodo arrivano. Il problema è che questo momento attuale viene vissuto da te con una prostrazione psicologica troppo grande Mhm. e questo peggiora la sensazione di attesa e di tormento che viene data dalla carta dei sospiri. Esatto, volevo dire queste cose, ma glielo ho lasciato dire. A me, Allora, grazie, però guarda. ma fammi, ma siamo qui, eh. Sì, sì, Siamo qui. Poi riceverai un messaggio che cambierà che tutto. cambierà tutto, ma è un Aprirà, messaggio fortunato. esatto, aprirà nuove strade, nuove possibilità Mm. molto positive, Esatto. eventi positivi e E fortunati. poi guarda qui che E bellezza, l'esito? bellezza, qui c'è la casa, c'è Sì, la sì. fioritura, e qui sono 9-12 mesi, è massimo. Allora, diciamo che vedi, verrai confermata Sì. un percorso a lungo termine Mm. perché la vecchia signora, Certo, lungo per quanto termine, riguarda le questioni lavorative, è sicuramente un contratto a tempo indeterminato, dunque sì. andrai sicuramente a stare meglio, anche se inizialmente potranno essere presenti dei momenti di preoccupazione per il Certo, futuro, per capire bene l'assegnazione, ma forse torni o andrai in un posto dove tu desideri, ami andare, forse ci sei stata, forse c'è già stato. forse ci sei già stata, ma ti sentirai sicura come a casa. Esatto. Bene, Vediamo. 9-12 mesi, eh?
nella prescrizione medica? quello, però qualche cosa si muove prima, grazie al Sì, cielo, beh, certo, no? qualcosa si muove fra 3 mesi. Comunque adesso è un po' bloccatina, eh? Ora presente è un po' difficile. Giro anche il sette carte di Sì, Oracolo dai. Bellin, così Mhm. da completare come abbiamo fatto per la persona che ti ha preceduto. Dai. Allora, dunque, da un punto di vista lavorativo, questo taglio apre nuove offerte, nuove proposte, ovviamente molto interessanti, c'è anche l'influsso di Giove, dunque non ti abbattere perché è già tutto in corso in qualche modo. Allora, sette. Dunque, allora, qui posso dirti alcune cose che chiariscono e completano la stesura che abbiamo fatto prima. Intanto, secondo me già a livello lavorativo tu sei riuscita a superare qualche prova e a ottenere e a conquistare un tuo posto, il che significa che anche se parliamo in termini di un concorso, in una graduatoria ti sei distinta in qualche modo. Però, guarda, l'incostanza significa, ovviamente, per quanto riguarda la tua condizione, che pur essendoti distinta, non lo hai fatto però a quei livelli così in alto da essere presa subito. Dunque c'è un po' di attesa, qualche situazione che sembra accelerare e poi frenare un po'. Dunque c'è questa situazione che non scorre in modo lineare. Però attenzione, qui compaiono nel presente due carte particolari, una di Saturno e una di Marte. È vero che sono generalmente i due dominatori planetari più pesanti ed è vero che Marte parla di grosse difficoltà che attualmente stai affrontando. In molte direzioni potrebbero essere riversate queste difficoltà, però la carta di Saturno che accompagna questa carta di Marte invece parla di una protezione dall'alto, e che significa che nonostante tutte le prove e le difficoltà stai volgendo là dove il tuo destino ti attende, il che, ok, dunque porta pazienza, si sta muovendo tutto, devi essere solo un po' più determinata e più resistente perché è un momento di prova per te. E poi guarda, io ti vedo trasferirti in un posto di mare dove avrai non solo la tua realizzazione professionale, ma anche un qualcosa, proprio una nuova avventura nella tua vita, anche lavorativa, perché noi stiamo parlando della sua situazione lavorativa. Sì, sì. Bene, andiamo avanti, vediamo un po' il prossimo. Allora, vediamo un po', il fortunato perché è l'ultima che faremo. Allora, Roberta, buonasera Marietta e Lilli. Voleva dire Lilli e Marietta, No, va però... benissimo, non importa. Siamo a casa tua. Ah, volevo dire però per la stella che io ho fatto un rito gratuito come si dice, sul mio canale, con la candela verde. Mhm. E se lo vai a vedere, è gratis, è facilissimo da fare e ti può dare un aiuto. Ma è un consiglio, io non ho detto niente, se c'era, colpa sua, mi ha detto prima di che... Andiamo avanti. Roberta, cosa dice? Allora, buonasera Marietta Edilde, vorrei gentilmente sapere cosa mi aspetta in futuro in amore. Del 65. Primo ottobre del 65. Va bene, dai, via. Non risolviamo questa situazione, via. Andiamo qua. Avanti, io ho anche un Vediamo, mescolato e dunque siamo poi pronti. vediamo un po' la nostra Roberto cosa succede in amore. Allora, al taglio, insomma, al taglio, diciamo che è un taglio che fa tremare le gambette. Fa tremare le gambette perché penso che ha ricevuto delle brutte... O è arrivata la notizia di un qualcosa Sì, di sì. brutto, oppure Arriverà. ha litigato per telefono, perché Sì, potrebbe anche essere. che litigata. Ci vogliono i pompieri. Che non è i pompieri? 115. Il 115 ci voleva con quella telefonata.
Però vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, 5. Beh, beh, un colpo di fortuna arriva, dai. Allora, vediamo un po'. Allora, nel passato forse è stata un po' leggerina con qualcuno che era un pochettino tirchio di sentimenti e gli piaceva un pochettino i flirt così veloci. Era una persona molto, secondo me, era molto, non debole, non uno sporcaccione, ma voglio dire un farfallone, un farfallone che gli piaceva, un fuco? No, 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 un impogliatore che gli piaceva, ma sì, perché guarda questa carta qua e questa, e quindi mi sa che la Roberta ha saputo. Qualcuno gli ha spifferato qualcosa dietro le quinte. E, insomma, questo signore qui gli piaceva più prendere che dare a livello sentimentale, no? E poi guarda qua, poi è finita. Poi è finita, però mi sa che sta girando intorno a qualcuno alla Roberta, perché vedo l'amore, una scintillina e un cambiamento verso qualcosa che sembra più solido, perché secondo me quel nuovo, o quello che nella linea presente conoscerà, la valuta una persona veramente eccezionale, perché vede i tesori che ha questa donna qua. Condividi? Sì, io aggiungerei una cosina. Sembra che comunque qualche flirt o qualche situazione che però non ha sviluppato nel modo magari desiderato, abbia avuto luogo nell'ambito lavorativo o con una persona che dell'ambito lavorativo non è del posto, non è originaria o non è un compaesano del Sì, però è un po' più o anche, forte, sì, di sentimenti, dico, eh. Era un calcolatore, era un vabbè, ha un po' fatto gioco sporco, via. il suo comodo, È il suo diciamo così, comodo. però tutto E sommato, poi la cosa è finita tragicamente, vedo qua, no? vabbè, si è conclusa. E però adesso io vedo qualcosa di nuovo, molto importante, un bel cambiamento, oppure da lontano arriverà qualcuno che Può valuta. anche voler dire, secondo me, Mm, che questo iniziale flirt si mhm. sia trasformato in qualcosa di più e che possa. Potrebbe essere anche questa soluzione, però vedi, io penso che troppo tirchio, capisci? Troppo calcolatore, troppo penso per me, per gli altri, e poi vedi, cioè lei a Roberta non sarebbe mai scesa a parte così, capisci? Non avrebbe mai fatto la ruota di scorta, perché il nuovo la valuta come una persona ricca di sentimenti e tutto il resto. Tu dici che entra qualcosa di nuovo. Secondo me potrebbe anche essere qualcosa che si Old trasforma. fashion, old fashion. Che si trasforma. Comunque, guarda, qua arriva. Qui arriva il bello, eh. Roberta, qui arriverà qualcuno, o questo qui si è trasformato come Fantomas, però picchiano queste due carte qui. Io vedrei più una persona un po' più adulta di lei, e qui la Roberta comincia a assaggiare il frutto della fortuna. Però attenzione Roberta, perché fra 3 mesi qualcuna potrebbe colpirti alle spalle, cioè non potrebbe, ti colpirà alle spalle e tu non te ne accorgerai. Però, attenzione, guarda che belle carte. Vediamo una bella lama che dà sicurezza e sicuramente sei di buon, come si dice, la Roberta saprà prendere il colpo, no? E lui, questo signore qua, sarà un po' pensieroso per questa cosa qua. Cosa ne pensi, Hilde? Allora, io, come ho detto, secondo me è un qualcosa nato in modo così superficiale o magari non raccolto fino in fondo per come poteva essere. Può comunque aver avuto o una conclusione o una presentazione. Hai presente, c'è un qualcosa che volge a una maggiore concretezza, ma ha ancora a che fare con dei sospesi del passato. Però ritengo che subentrerà una nuova persona. Io non la Esatto, vedo, non vedo un collegamento fra questi io non due. lo vedo. Questo è uno del passato che, per quante promesse o cose Sì, potesse dire e fare, in realtà era quetta, niente quello consistente. valido arriverà nel prossimo 3 6 mesi, periodo. Roberto, 3 6 mesi vediamo, perché ti bacerà la fortuna, Sarà un incontro molto fortunato, Mm. probabilmente anche un'altra persona mira a quest'uomo, Sì. o perché lui
comunque starà frequentando qualcuna che però non lo tocca particolarmente o non è molto coinvolto, o comunque qualcuna che aveva messo gli occhi su di lui ti creerà qualche ostacolo, Perché lo vediamo maldicenze pensieroso. anche. Ma il pensiero, secondo me, in questo caso invece può essere messo lì per indicare progettualità per il Sì, futuro, certo, certo. perché vedo che si va creando molta intimità fra voi, molte occasioni di Mm, intimità e di partecipazione. Va sì. bene? Allora, cos'è qua? Vediamo un po' simili. E beh, vedo che c'è qualcosa che non va, c'è qualche attacco e poi vedo delle persone che straparlano, dicono cose e l'allegria che a mezzo di due Allora, carte stanno. infatti, secondo me è un avviso a fare attenzione perché intorno a te c'è qualcuno che ti tiene d'occhio, Sì, qualcuno che attenzione. ti controlla Distante. un pochettino i suoi movimenti, sì, la tiene d'occhio e aspetta, come Mm. dire, delle occasioni per mettere magari informare o mettere zizzania o in qualche Sì. modo per creare confusione, però Però nonostante tutto tutto c'è un nuovo inizio c'è un per nuovo te inizio, quindi la conclusione è che e comunque è abbastanza no, favorevole. perché è uscita carta fortuna, vuol Certo, dire che lei un po' si è attivata per la direzione giusta. Bene, in ogni Roberta. caso arriva un uomo molto valido nel futuro. Anche che, mica quella quetta del passato. No, quello del passato probabilmente ti ha anche No, illusa non un po'. dirlo, perché non siamo in fascia protetta. No, illusa intendevo. Ah, scusa. Allora, senti, io comunque ti rispondo con Oh, stiamo sette scherzando, carte. Roberta. Comunque sei una donna fortunata e vedrai che il prossimo che arriva è buono. Vediamo un po'. Allora, giriamo sette carte per Roberta e l'amore. Oh, eh, Eh, allora, questo ovviamente ribalta completamente la carta di unione, dunque mm, probabilmente arrivi da un momento di rottura, hai visto che qualcosa di improvviso purtroppo. sì, ma perché Allora, vedi adesso che non essere forte? Perché sempre, c'era uno stagione che ha portato via. allora, sempre perché abbiamo, come dire, l'abbiamo vista già prima, la carta di Costanza è uscita già tre volte, eppure il mazzo è grande, lo mescolo bene. Dunque, Devi nel togliere la passato, prossima volta. nel passato, forse situazioni altalenanti, non troppo stabili, qualcosa che comunque, attenzione, forse qualche storia ricominciata, ripresa, qualche minestrone riscaldato, perché potrebbe. Una fashion, diciamo. Sì, perché no? Però a questo punto, nel presente, lei ha proprio voglia di cambiare, Sì, di capisco. riaccendere, riportare passione Ma nella sua secondo vita. me prima, visto che c'era l'amore che sbocciava, non può sbocciare l'amore con Non, una fashion non con una minestra riscaldata, riscaldato, infatti c'è la voglia di dare è un un taglio. bollito nuovo, un bollito Esatto, nuovo. nuova cottura. No, Allora, ma seria, che guarda, fortunata. io qua posso dire che l'azzardo, tra virgolette, la fortuna va rischiata con qualcuno distante, ok? Qua c'è la Mhm. carta della partenza, una carta lunare, dunque è possibile che dovrai attendere il cambio di stagione perché anche vedi che ci sono gli uccelli in Certo, volo, dunque c'è il eh, di nuovo, voglio dire, eh. ma siamo già in fascia protetta? Siamo in fascia protetta, come possiamo dire senza peli sulla lingua? Allora, comunque ci saranno ancora momenti di tensione, ok? Diciamo che Abbiamo non è visto che ancora proprio, come dire, tutto in discesa, ma la determinazione e la voglia di cambiare le cose invitano a rischiare, a provare a guardarti intorno con determinazione, però ricordati che ancora qualche prova, almeno quello che vedo qua. Però abbiamo visto, forse la prova in questo caso riguarda proprio la presenza di quella nemica che abbiamo visto nella stesa quella prima. lì sono sicuro. Mm. Bene, cari amici, ci siamo, no?
Possiamo dire che abbiamo fatto la nostra mezz'oretta con voi, ci è piaciuto tantissimo, e allora vi invito alla Sibille Interattive di Ilde alle... Venerdì alle 21:30 sul mio canale YouTube. Per le persone a cui non siamo riusciti a dare una risposta, l'invito è sempre più che aperto, venite venerdì sera alle 21:30 che sicuramente vi darò risposta. La signora qui a fianco fa anche consulti privati, 20 euro, 45 minuti. Sì, anche tu li fai. Sì, ma io che li fai tu? No, perché Ah, io sono ok. operativo, no? Ma lei è brava, fidatevi più di lei perché io le sparo grosse. Infatti i miei committenti sono tutti giubbetti di proiettile. Ah, però, e le Sì, cinture di sì, sicurezza? sì, Beh, fatevi un'assicurazione sulla assicurazione. vita perché io le sparo grosse. Bene, cari amici, allora vi aspetto domani sera alle 18:30 prima del veneziano e lei venerdì alle 21:30 21:30 sola, meglio solo che ben sul accompagnati. mio canale YouTube. Grazie cari amici Buonanotte a e tutti. buonanotte.